Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento al mercoledì e del lunedì, ovviamente gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Oggi è un giorno di festa, noi ci siamo ugualmente perché la tematica è una tematica ovviamente molto importante per quanto riguarda il futuro dell'Italia e degli italiani. Andiamo da Elisabetta Corazza in redazione, se ha novità dal web. Elisabetta. Allora, io resterei sull'argomento perché il MEF ha pubblicato un comunicato stampa proprio oggi in cui rende noto i primi dati raccolti dalla task force che è stata costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno appunto della liquidità adottate dal governo per far fronte all'emergenza del Covid-19. E sostiene che sono oltre 660.000 le domande o comunicazioni da parte di famiglie e imprese per un totale di 75 miliardi di euro di finanziamenti residui interessati dalle moratorie sui prestiti fino al 3 aprile. In particolare sono circa 437.000 le domande o comunicazioni inviate dal mondo imprenditoriale e accolte dalle banche per complessivi 58 miliardi e 227.000 da famiglie e professionisti per complessivi 17 miliardi. Bene, abbiamo chiarito che questo. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri telespettatori, ne passiamo 4 alla volta, iniziamo con i primi 4 perché ne sono arrivati moltissimi. Buonasera, volevo capire la cassa integrazione nel settore artigiano, dopo quanto tempo arrivano i soldi e all'operaio? Grazie, buona serata. Ha risposto prima, arrivano rapidamente a una domanda che ha fatto precisamente il sindaco Schiesaro, a Pierpaolo Baretta, ha detto che arriveranno rapidamente. Buonasera, chiedo delucidazione per gli ecocentri. Sono aperti solo per le famiglie e verdi in genere oppure per tutti gli altri i rifiuti? Allora sono aperti? Io ho la risposta, sì. Certo, almeno parlo del gruppo ETRA al quale fa parte Cadoneghe. Noi da questa settimana abbiamo permesso ai cittadini di Cadoneghe, tutti gli aderenti al gruppo ETRA, sono molti comuni, di poter conferire i rifiuti verdi, che sono le risultanze dei tagli, 2 volte alla settimana, mentre gli ecocentri intesi come ingombranti per ora sono ancora chiusi. Ancora fermi. Perfetto, ha risposto Schiesaro. Andiamo a leggere il prossimo messaggio, altri 2. Allora, che senso ha aver tolto i 200 metri? Stava andando così bene, ora la gente troverà tutti i trucchetti per spostarsi. Allora, non è che, vediamo, rispondo a questa perché è stato chiaro il governatore. Sì. I 200 metri li hanno tolti perché era insorto un piccolo problema. Nei 200 metri il governatore, anzi c'è già un'ordinanza da parte del governo che dice che non potete spostarvi molto dalla vicinanza di casa, questo non vuol dire andare a chilometri ovviamente. Però cosa è successo con questa ordinanza? Che nei vari condomini tutti andavano a fare i 2 passi e si trovavano nei 200 metri moltissime persone. Allora il governatore ha detto, beh, cerchiamo di dare più spazio, ovviamente sempre vicino all'abitazione dove abita, per poter evitare determinati ingombri. L'importante è che non siano coppie di 2 persone ma che siano singoli. Potete andare anche a 300 metri, ovviamente non di più, perché l'ordinanza nazionale prevede di stare vicini a casa, quindi dovete seguire l'ordinanza nazionale, poi l'ordinanza regionale. Il governatore aveva detto i veneti sono abituati a dargli un numero e gli ho dato i 200 metri che sono 260 passi più o meno, però non è l'importante che li facciano e difatti oggi ha tolto questa ordinanza. Andiamo all'ultimo messaggio. Vorrei chiedere a Zaia perché non si può andare nelle seconde case, nella stessa città, ma nei comuni diversi, per fare lavori in casa e nei giardini senza uscire. Bruna. La Bruna deve aspettare fino al 4 di maggio e poi può andare nella seconda casa. Esatto. Ne ha già una, la Bruna, si accontenti per il momento vista l'emergenza. Poi dal 4 maggio potrà andare nella seconda casa, sperando che le varie ordinanze, sperando che i cittadini si comportino bene, perché poi è il messaggio che viene lanciato da tutti quanti: rimanete a casa, perché in effetti se guardate domani vedrete i numeri, anzi li avete già visti, della giornata, stanno ovviamente subendo una buona diminuzione e questo fa ben sperare perché è il 9° giorno consecutivo che i numeri stanno diminuendo. Però bisogna che la gente si comporti bene. Pensate che ieri sono state date 15.000 contravvenzioni in tutta Italia per comportamenti davvero... Guardate questo, ve ne faccio vedere uno tanto per capire, la gente può mandare la regia quel contributo che abbiamo, tanto per capire. Guardatelo attentamente, guardate perché è davvero straordinario, guardatelo. Ischia, devi mettere ancora 2 firme, tu? Aspetta, no, prima voglio fare... Dov'è il verbale? Sto facendo già lui. Guarda qua.
Dov'è? Allora, sono andato a consumare un rapporto sessuale in Corso Grosseto da una mia amica. Quanto gli è costato? 533 euro, neanche un escort gli costava. L'abbiamo fatto vedere perché è simpatico, è da ridere, però pensate questo, che motivazione ha detto, ha scritto nel verbale, quasi una presa in giro, sono andato a fare l'amore della mia... e ha preso 533. Ecco, io credo, mi auguro e spero che la gente capisca che non deve fare questo, deve fare i 2 passi perché è giusto fare i 2 passi, però credo sia giusto farli rispettando tutte le regole del caso, con mascherina, con guanti, con gel, mettete tutto quello che c'è da mettere, perché mi ha detto Pipitone, voglio ritornare un attimo da lei, che poi se uno si copre bene con la mascherina, quella chirurgica, non quelle sofisticate, con i guanti oppure mantiene la distanza, è difficilissimo prendere questo coronavirus. Se uno mantiene le distanze, se uno si mette la mascherina, se uno usa i guanti, se uno usa le attenzioni che gli sono state quelle poche buone pratiche che ha appena detto il direttore, quindi stare distante. Ormai abbiamo tutti capito che la mascherina, se la utilizziamo tutti e due, comunque è una barriera importante, serve soprattutto a chi può essere a rischio di contagio, di contenere il contagio e di non diffonderlo, ma serve, avendone 2, è ovvio che, e mantenendo la distanza, è ovvio che si abbatte il rischio, su questo non c'è dubbio. Ecco, dunque c'è Però la mascherina chirurgica, ecco, almeno sia quella chirurgica, ci sono tutta una serie di mascherine che sono onestamente improbabili, che non danno sicurezza, tipo quelli... Ce l'hai in tasca lei quella chirurgica? Sì. Me la faccio vedere, dato che ce l'hai in tasca. È questa qua, ecco. È quella che utilizzo io in ambulatorio, tanto per essere chiari. E quindi è quella più semplice. È quella più semplice, però è fatto di materiale che contiene. Questa qua dovrebbe essere cambiata ogni 4 ore, almeno una volta al giorno, ma soprattutto ovviamente per i medici. Neanche io mi posso permettere di cambiarla una volta al giorno, purtroppo. Quindi, però, diciamo, ecco, questa qua è quella che dovremmo un po' avere tutti, dovremmo riuscire ad avere tutti il giro di qua a qualche settimana. Le altre mascherine purtroppo non sono delle che giustamente come viene detto dai presidi non sanitari, non hanno la certezza di copertura, sono fatte di materiale che onestamente non riesco a capire che tipo di materiale sia, però come dire, sempre meglio di niente, per carità, però se riuscissimo in qualche modo tutti ad essere provvisti di questo, perché quando facciamo l'ordinanza che tutti devono avere la mascherina tutte devono avere guanti, dovremmo avere anche, come dire, la capacità di poter fornire a tutti i cittadini anche di questo. Oggi, però mi sembra che il governatore abbia detto che c'è un'ampia copertura, insomma oggi le mascherine ha detto che Rotondo possono averle tutti perché ne ha prese 24 milioni, 23 milioni. Non lo so dove sono io, dico. Addirittura speriamo che arrivino anche nel mio reparto. Le ho viste, Antonio Pivitone, quelle come si chiamano? Quelle sono che costano 2 euro al le FFP2 e FFP3, che sono quelle più ovviamente che si utilizzano quando tu sei a contatto, comunque pensi di avere un contatto con un soggetto infetto, e quelli poi hanno dei filtri, o cambi il filtro se non devi buttarla la mascherina, quindi quelli hanno un costo un po' più alto, ovviamente sono quelle professionali che devono utilizzare solo chi sta nei reparti a rischio, sostanzialmente noi che stiamo negli ambulatori, i medici di famiglia, dipende poi se hai a che fare appunto con persone che sono o contagiate o ad alto rischio di avere un contagio. Allora abbiamo collegato Massimo Bitonci, già sottosegretario al MEF, dovremmo averlo, e poi anche Andrea Ferretti, economista e docente del corso di economia delle imprese familiari dell'Università di Verona. Allora inizio e saluto Massimo Bitonci molto volentieri. Buonasera Bitonci, grazie di essere con noi. Allora abbiamo appena sentito Roberto Marcato che tutto sommato era abbastanza soddisfatto, ha fatto delle precisazioni, poi voglio sentire che il suo pensiero per quanto riguarda questi soldi dati dallo Stato alle imprese e alle persone che ne hanno bisogno. Lei è contento di quello che ha fatto il governo, Bitonci? Assolutamente no. Ma bisogna secondo me sfatare quello che è stato detto soprattutto dal Premier Conte l'altro giorno, che parlava di un grande intervento da 750 miliardi, però è giusto, penso che sarà confermato anche da chi poi mi seguirà in questo ragionamento, che bisogna chiarire alle persone che una cosa sono i 350 miliardi che sono soprattutto la moratoria dei mutui, una parte molto minore della cassa integrazione, che assolutamente questa è positiva per più di 8 milioni di lavoratori, e speriamo che sia erogata velocemente, perché da quello che io so la Regione Veneto ha fatto degli accordi col sistema bancario, non so poi
le altre regioni a livello nazionale. C'è questo contributo dei 600 euro ai professionisti, agli autonomi, che insomma dal mio punto di vista è una mera elemosina, visto quello che è successo e visto anche le chiusure che hanno dovuto sopportare questo mese e nei prossimi giorni. Il governo ha promesso altri 800 euro il prossimo mese, però ovviamente dovremo verificarlo con il decreto. Poi c'è questo secondo decreto che è stato approvato qualche giorno fa, e anche qui il governo parlava di altri 400 miliardi, però che sia estremamente chiaro per chi conosce gli strumenti di carattere finanziario. In realtà, se andate a guardare il decreto e le coperture, perché è importante quando si guarda una norma soprattutto di carattere finanziario, si guardano le coperture, e verificando le coperture c'è ben poco nel decreto, e di questo ne eravamo sicuri. Perché? Perché comunque il Parlamento ha autorizzato l'utilizzo dell'indebitamento, quindi del debito pubblico, per parlare in maniera molto così semplice, fino a 25 miliardi. In questo decreto c'è un miliardo per 2 miliardi praticamente per SACE di copertura, e l'effetto di cui parla Conte è un effetto ben noto, che è il moltiplicatore, che va da 10 a 12, in questo caso il governo calcola quasi a 20 volte, che viene stilizzato nei sistemi di garanzia. Cioè, per chi ci ascolta, vuol dire che per ogni euro che si mette in un fondo di garanzia si coprono 20 euro, in questo caso, per dare garanzia attraverso i vari sistemi, quindi attraverso SACE alle imprese. Allora c'è questo piccolo credito, e quindi questo finanziamento che viene dato fino a 25.000 euro per i piccoli, e delle somme direi più importanti per le imprese. Però sono sempre debiti, cioè parliamo sempre di somme e quindi io che svolgo ancora la professione di commercialista, che ho ancora lo studio, ma ho sentito tantissimi colleghi durante questo mese, il problema delle nostre aziende è un problema certamente di liquidità, quindi immediato, però è un problema anche legato al successivo indebitamento, cioè stanno valutando le aziende se indebitarsi ancora, perché comunque saranno dei debiti e delle coperture di carattere finanziario che andranno poi ripagate nel corso degli anni, oppure no. Quindi è una cosa assolutamente da valutare. Molto meglio, e come stanno facendo altri stati, perché ricordo quello che stanno facendo gli Stati Uniti d'America, ma anche la stessa Svizzera, ma anche in Inghilterra, dove danno dei contributi a fondo perduto. Quindi una cosa sono i contributi a fondo perduto, e che dal punto di vista economico è una misura, diciamo, come la misura keynesiana, quando si mettono dei soldi per fare delle infrastrutture, anche questa è una misura che andrà fatta in futuro, si chiama helicopter money, cioè che è stata teorizzata da Friedman nel 1969, cioè dare dei soldi a fondo perduto alla gente in maniera quasi così a pioggia, per quello helicopter money, in modo che questi soldi vengano utilizzati per aumentare i consumi. Quindi questa sarebbe stata una misura. Dove li prende? Questi 750 miliardi di cui parla Conte, in realtà, se andiamo a vedere le coperture delle norme e dei decreti, non ci sono. Bitonci, le faccio una domanda. Lei è stato al governo fino a poco tempo fa. Secondo lei il governo italiano può fare quello che sta dicendo lei? Cioè, o è indebitato e non può farlo? Giusto. Perché tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare. Lei è stato al governo. Secondo lei questo governo può fare quello che lei ha detto? E se sì, perché non lo ha fatto? Perché mi sembra semplice la domanda. Beh, intanto qui sono quei 25 miliardi, si può andare tranquillamente in Parlamento per ottenere un'altra importante votazione, noi la voteremo sicuramente per arrivare fino a 50 o 100 miliardi. Con questa somma si possono tranquillamente dare delle risorse a pioggia sia ai cittadini che alle imprese. E poi c'è tutto il sistema. C'è tutta la questione legata a quello che succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a livello di Consiglio europeo. Cioè, dal mio punto di vista Conte ha alzato un po' troppo l'asticella, no? Perché
ha detto o si fanno gli Eurobond oppure noi andiamo insomma sì. per conto nostro. Interessante questa posizione. E su questo penso che io vedo una grande difficoltà da parte degli altri paesi di accettare una richiesta così tranchant da parte del governo italiano. Altra soluzione che noi abbiamo proposto e che potrebbe essere assolutamente perseguibile è l'immissione di un'obbligazione che può essere tranquillamente di 100 miliardi a un tasso particolarmente agevolato, magari utilizzando anche, è una proposta che avevo fatto io da sottosegretario ancora un anno e mezzo fa, utilizzando l'emersione. Ricordiamo a chi ci ascolta che ci sono quasi 150 miliardi nei conti correnti e soprattutto nelle cassette di sicurezza che potrebbero tranquillamente emergere e quindi diventare utilizzabili anche per la liquidità sia personale che aziendale, quindi con una sottoscrizione obbligatoria di queste obbligazioni di carattere statale, quindi un sistema che questo per risolvere il tema dell'indebitamento e del finanziamento di manovre che devono essere assolutamente fatte a pioggia sulle aziende e sulle persone fisiche. Perché io penso che dopo avrete anche il presidente dell'Ascom Bertì qua da voi, vi dirà che non bastano solamente i prestiti, non bastano le garanzie, che le perdite del settore per esempio commerciale sono perdite reali e se i dati sono reali, ma penso che lo siano, si parla dai 40 ai 45 miliardi al mese di perdita del prodotto interno lordo e sapete benissimo, e questi sono i numeri, che se c'è una perdita del 10% del PIL nazionale si va sui 150 miliardi, perché questi sono i numeri, e quindi una misura di questo tipo, una copertura solamente dal punto di vista delle garanzie bancarie e finanziarie, dal mio punto di vista è assolutamente insufficiente. Allora chiedo davvero rapidità, perché avremo anche altri colleghi qui, da Antonino Pipitone e anche Marco Schesara, che vogliono fare delle domande a Massimo Bitonci. Chiedo gentilmente a tutti, si siete rapidi, perché ovviamente il tempo televisivo è un tempo tiranno. Due cose a Massimo Bitonci che saluto. La prima, vedo che è molto, se posso... mi sembra una posizione alquanto morbida, diciamo, sulla posizione di Conte, che addirittura ha criticato perché è troppo, come dire, sta tirando troppo la corda con l'Europa. Quindi nel senso che voi sareste favorevoli anche a utilizzare i famosi fondi del MES se non avessero la limitazione della Troika sostanzialmente, perché l'Europa ha detto prendete i soldi del MES per utilizzarli per questioni sanitarie. Questa è la prima cosa. La seconda questione, che riguarda, l'ha già detto un po' il direttore, cioè dare i soldi a fondo perduto alle aziende, che sarebbe la cosa più bella del mondo. Il problema è questi eventuali fondi, parlavi di 25 miliardi più altri eventualmente 25 da finanziare a fondo perduto, ma questi fondi poi andrebbero ad aumentare il debito pubblico e quindi comunque a pagarla tutti i cittadini, oppure pensate altre strade? Allora, per quanto riguarda il ex fondo salva stati, che attualmente viene chiamato MES, ma più o meno è la stessa cosa, noi continuiamo a ripetere, io sono convinto del fatto che intanto che ci diano di ritorno quei 14 miliardi che sono stati messi all'interno del MES e sono assolutamente inutilizzati. Io sono assolutamente contrario e feci l'intervento, potete guardarlo nell'anno 2012, quando ci fu l'istituzione del MES, e feci l'intervento alla Camera in dichiarazione di voto per tutto il gruppo della Lega, e se andate a guardarvi quell'intervento vedete quanto quell'intervento è attuale, perché già a suo tempo io ripetevo che aderire al MES voleva dire mettere un cappio al collo, al bilancio e al futuro e all'espansione dell'Italia. Cioè dei vincoli e delle condizionalità così forti come ci sono all'interno del MES, e lasciamo stare la proposta che c'è adesso, perché è puramente per le spese di carattere sanitario, che sono una minima parte rispetto alle spese e agli investimenti che devono essere fatti nel settore produttivo e economico. Quindi non si parla di qualche miliardo delle spese sanitarie che possono essere tranquillamente coperte
con l'attuale indebitamento e con le manovre fatte attualmente dallo Stato. Parliamo dell'altra parte del MES, cioè quello che poi porta a delle condizionalità molto precise che possono essere il taglio delle pensioni, certo, che possono essere delle misure di carattere fiscale, cioè la patrimoniale, e Pipitone sa benissimo che all'interno del PD c'è una componente che sta già parlando di questo. Siamo assolutamente contrari. Siamo assolutamente contrari. Quindi c'è una dialettica interna al Parlamento, soprattutto dalla sinistra, dall'estrema sinistra al PD, che vuole una tassazione dei conti correnti o del patrimonio dei cittadini, che sarebbe una cosa secondo me dal punto di vista anche fiscale pazzesco, perché invece bisognerebbe operare attraverso una riduzione complessiva delle tasse. Per quanto riguarda l'altro tema, l'Italia può emettere dei titoli a copertura del debito pubblico. Tutti gli Stati, anche gli Stati Uniti d'America, fa ricorso a nuovo debito pubblico, loro lo fanno attraverso... Lo pagano tutti, insomma. Loro possono stampare moneta, perché in realtà una facoltà che noi non abbiamo è quella della possibilità di stampare moneta. Quindi dobbiamo farlo attraverso una manovra che può essere a livello europeo, cioè una copertura della Banca Centrale Europea di Eurobond, di obbligazioni che possono essere tranquillamente emesse anche dalla nostra, ovviamente, Banca Centrale, e possono essere rivolte a chi, dicevo prima, chi ha dei soldi da investire con delle condizioni particolarmente favorevoli. Questa è una possibilità che c'è e che penso che possa essere assolutamente colta. Marco Schisaro, se sei rapido alla domanda. Sì, Massimo una cosa Bitonci. veloce, oltre che salutare Massimo Bitonci e trovarmi praticamente d'accordo, ciao Massimo, sulla linea espansiva. Hai accennato imprese, lavoratori, e secondo me una terza linea potrebbe essere molto interessante, almeno io lo vedo dal lato sindaco, che i comuni andranno in grossa difficoltà nei prossimi mesi, perché le entrate, almeno i bilanci che noi abbiamo approvato solo un mese fa, dovranno essere completamente rivisti, è chiaro. Le entrate fiscali non entrano e io come sindaco, ma molti sindaci che conosciamo, non vogliono andare a infierire naturalmente nelle tasche dei concittadini, e non dobbiamo mettere naturalmente le mani in tasca ai cittadini, dare loro la possibilità di sopravvivere, anzi di ripartire. Però il governo dovrà dare una mano, e penso che anche qui forse una grossa partita dovremmo giocarla, cioè devono dare linfa alle casse dei comuni e riprendere quella bella prassi che avevate iniziato voi proprio un anno fa, cioè dare della liquidità pronti partenza via per le opere pubbliche. Ma il tema dei comuni è estremamente delicato, però può essere anche una chiave di volta di ripartenza importante. Io prima parlavo della politica monetaria, però c'è anche la politica keynesiana, e la politica keynesiana l'investimento la possono fare assolutamente i comuni. Abbiamo 8.000 comuni in Italia, l'esperienza dello scorso governo ha dimostrato che quando si mette, noi abbiamo messo quasi 1 miliardo in due tranche a disposizione dei comuni, e questi soldi sono stati completamente consumati, c'erano dei termini molto stretti per poter far domanda e poi utilizzare attraverso anche piccole opere pubbliche. Però ovviamente il comune, anche quando realizza una pista ciclabile, una rotatoria, sistema una scuola, fa una manutenzione di una strada, di un ponte, e se penso anche alle province, quante infrastrutture hanno ancora in capo senza avere assolutamente risorse, cioè dando dei soldi ai comuni è logico che è una importante misura di rilancio dell'economia, perché i comuni, gli 8.000 comuni d'Italia, li spenderebbero in un tempo estremamente breve con delle politiche anche di carattere territoriale. Abbiamo un territorio estremamente fragile, quindi anche politiche legate all'ambiente o alla scuola o alle infrastrutture, anche agli impianti sportivi che mancano in Italia. Con tutti questi interventi sono politiche keynesiane di rilancio dell'economia, quindi passata questa prima fase dove c'è certamente bisogno di liquidità, c'è una seconda fase per far ripartire l'economia. Dopo i comuni avranno il problema delle entrate. Perché? Perché, ed è un contenzioso che si aprirà, io l'ho detto, è una delle nostre proposte che abbiamo fatto anche al Senato, dagli emendamenti che ovviamente non sono stati, ma ne avevo parlato sia con Baretta che con Misiani anche recentemente,
perché io comunque cerco comunque di dare i suggerimenti a dei colleghi che tra l'altro con cui parlo molto spesso. Cioè, il tema è quello della pace fiscale e sì. si troveranno anche i comuni a un grande contenzioso relativo ai tributi che non vengono pagati. Quindi è da riaprire anche i termini della rottamazione ter, Misiani ci sta già ragionando, stanno ragionando su questo, anche il governo, del saldo e stralcio e di tutto quel contenzioso legato anche alle tasse di carattere comunale, perché molti cittadini non saranno in grado di pagare le tasse comunali. Certo. Quindi in futuro bisogna fare anche una definizione transattiva dei tributi comunali. Grazie Massimo Bitonci, come sempre molto gentile nell'intervenire nella Grazie, buona serata a tutti. Grazie Massimo Bitonci, abbiamo collegato, se l'abbiamo ancora perché da molto tempo, Andrea Ferretti, economista e docente del corso di economia delle imprese familiari all'Università di Verona, perché abbiamo sentito tutte le parti politiche ovviamente, però c'è l'economista che deve raccontarci veramente come funzionano queste cose, se veramente sarà come dicono i politici, gli amministratori e via discorrendo. Buonasera Ferretti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora come sarà? Sarà come hanno detto tutti quanti i nostri politici collegati, oppure lei che è economista come vedrà il futuro della nostra nazione in virtù di quello che accadrà? Ma guardi, ovviamente le previsioni sono abbastanza fosche, perché abbiamo visto, si stima una perdita del PIL dal 5 al 10% a secondo di chi fa queste analisi, però indubbiamente ci sarà un grosso colpo che sarà molto forte nel primo semestre. Tuttavia direi che in buona parte lo stiamo fronteggiando in maniera secondo me abbastanza soddisfacente. Vorrei farvi notare che nel primo periodo dell'emergenza lo strumento fondamentale non sono tanto gli ipotetici eurobond di cui forse possiamo poi parlare, ma in questa fase, che è la fase di dare liquidità al sistema, la carta vincente, come peraltro nella prima crisi, è proprio nella BCE. E la Lagarde, dopo un momento di smarrimento iniziale, devo dire che invece ha imboccato quel varco che Draghi aveva creato nella prima fila, ci si è infilato dentro e devo dire che la BCE si sta muovendo in maniera estremamente soddisfacente, attraverso delle linee speciali, attraverso il quantitative easing, per cui la BCE compra dalle banche titoli iniettando liquidità nelle banche, si sta muovendo, ha levato ogni sorta di legaccio che limitava questo quantitative easing in passato, quindi veramente sta inondando il mercato di liquidità, ovviamente destinato alle aziende per il tramite delle banche. E questo non è un problema. Quindi, secondo lei, mi scusi Ferretti, le banche, mi dica sulle banche, perché le banche sono il problema che tutti ovviamente i nostri telespettatori, da piccole imprese, dall'imprenditore normale, dalla persona che mette i soldini nelle banche, non si fida delle banche, perché dicono le banche prima o dopo. Ecco, lei cosa ne pensa di questo? Le banche faranno i propri interessi in tutta questa faccenda o daranno una facilità per risolvere il problema di chi ne ha veramente bisogno? Guardi, nel limite del possibile io vedo un atteggiamento estremamente positivo una buona risposta dal punto di vista del sistema bancario. Guardate che l'ABI, l'associazione bancaria, devo dire che si è mossa veramente in tempi record. Mentre di notte finiva il decreto, l'ABI stava già lavorando alla circolare che è arrivata alle banche la mattina dopo. Ma perché forse lo sapeva già, Ferretti, perché forse lo sapeva già. Perché la banca sicuramente sapeva già prima di tutti noi, dei comuni mortali, cosa sarebbe successo, Guardi, fino a un certo punto, perché io ho parlato con alcuni politici eccetera e il documento finale è stato modificato fino alla fine eccetera. Sì, le linee di massima sì, ma non è quello il problema, è che l'ABI si è mossa per tempo e tra l'altro è già un po' di tempo che l'ABI si muove ormai non più da sola, ma già da qualche tempo. Quando si muove di concerto con le associazioni delle imprese, delle varie Confindustria, Confimimpresa, Confartigianato e così via. Quindi voglio dire, l'atteggiamento è sicuro. Dunque,
Per far funzionare il meccanismo i meccanismi sono questi. Uno, far arrivare liquidità alle banche, e qui sicuramente ci siamo. Dopodiché dobbiamo dare istruzioni operative alle banche affinché nel più breve tempo possibile questi soldi passino alle aziende, perché questo è il punto. Qui ovviamente un minimo di tempo si perderà, perché nel decreto, lei l'ha visto sicuramente, direttore, ovviamente c'è qualche meccanismetto che qualche giorno, qualche settimana ci mette. Questo per forza. Senta Ferretti, questa operazione è una, come ha detto il Presidente Conte, è una delle operazioni più importanti a livello economico che ha fatto l'Italia, se non la più importante. Ma l'Italia è pronta ad affrontare economicamente, da economista, questo impegno economico il più importante nella storia dell'Italia, secondo lei? Oppure fra un giorno ne dovremo subire le conseguenze, ci sarà qualcosa che non funzionerà come avrebbe dovuto funzionare? No, secondo me l'unica cosa che non si può pensare è che uno Stato, e meno che mai l'Italia che ha questo debito pubblico così importante, possa risolvere il problema da sola. Quindi quando voi dite MES mai, MES o morte eccetera, secondo me io non sono affatto d'accordo, perché io sarei molto più preoccupato per il risparmio dei miei figli se non ci fosse questo intervento della BCE, se non ci fossero questo contributo alla cassa integrazione europea, se non ci fossero i nuovi 200 miliardi della BEI, perché in quel momento, se l'Italia fosse lasciata sola, è lì che io temerei le patrimoniali, non adesso. Ma allora perché, mi scusi Ferretti, qui abbiamo anche un sindaco che è buon testimone, allora perché tutti gli italiani ce l'hanno un po' con l'Europa e continuano a dire che l'Europa ci tratta male, trae dei benefici la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia è l'ultima ruota del carro, e perché continuano tutti a dire questo? Se lo sognano alla notte o avranno delle motivazioni per poterlo dire? Direttore, io dico soltanto questo: è impensabile in questo momento pensare che noi possiamo risolvere da soli questo discorso. Giusto. Ora sono d'accordo che noi dovremmo avere più peso in Europa, quindi fare in maniera da migliorare alcuni meccanismi. Per carità, si può sempre migliorare, ma quando si inizia a parlare invece di, e ogni tanto lo sento, adesso meno in realtà, di un'uscita dall'Europa o sciocchezze di questo genere, ma secondo me veramente oltretutto in questo momento sarebbe assolutamente un suicidio e nemmeno assistito, tra l'altro. Certo. Quindi come si fa? Si fa quello che ad esempio si sta facendo adesso, ci si siede al tavolo con gli altri e si trova un accordo in maniera che tutti insieme, con strumenti nuovi, con strumenti innovativi, si riesca a risolvere la crisi, perché noi da solo non ne veniamo fuori sicuro. Però e allora ben vengano questi interventi. Ferretti, io ecco, almeno nel pensare che l'Italia non è la Grecia, perché la Grecia li hanno portato via i soldi, poi gliel'hanno ridati e ovviamente li pagherà sempre la Grecia. Però la domanda che le faccio, l'Italia se dovesse subire un comportamento come la Grecia, faccio un esempio, potrebbe saltare il banco dell'Europa, perché l'Italia non è la Grecia. Assolutamente, certo. Assolutamente sì, ma non siamo assolutamente in quella situazione. Non siamo in una situazione in cui un paese ha fatto una finanza allegra e quindi chiede a questo punto alza un braccio e chiede aiuto all'Europa. L'Europa entra e dice: benissimo, io i soldi te li do, ma a queste condizioni. Questo era quello che è successo in Spagna, Portogallo, Grecia, eccetera. Qui siamo in un'altra situazione. Abbiamo tutti un guaio importante e dobbiamo risolverlo tutto insieme. Non è paragonabile la situazione nostra con quella della Grecia, assolutamente. No, certo, io non facevo il paragone, ho detto che se si comportano come si sono comportati con la Grecia, ovviamente l'Italia fa saltare il banco. Mi auguro, spero e ci credo. Questa è una crisi diversa. Esatto, allora domande devono fare gli ospiti di studio, allora comincio rapidamente tutti perché ovviamente avete capito che il tempo è davvero tiranno. Troisio. Sì, buonasera, parlo sempre a titolo personale. Allora, parlando di Europa, mi sembra che emergano i limiti, che non vuol dire che non siano superabili. Diciamo che di positivo è cominciato il dialogo, finalmente le autorità si parlano tutte, quelle mediche collaborano, quelle fiscali, quelle politiche e quelle monetarie. Però mi sembra chiaro che si stia evidenziando anche, ed è emersa chiaramente, la mancanza di un governo federale e gli accordi
mi corregga se sbaglio, sono lasciati ai singoli stati e qui chiaramente si scontrano gli interessi personali, soprattutto tra i paesi del nord e del sud. Allora, non pensa che sia però anche un po' la responsabilità nostra, nel senso che in questi anni non siamo riusciti a applicare le riforme strutturali, abbiamo sperperato del denaro e non siamo riusciti ad abbassare il debito pubblico in maniera significativa. Anzi, c'è stato un aumento delle imposte che, come tutti sappiamo, ha frenato l'economia e ha frenato anche il lavoro. Allora, io penso che sia anche legittimo che gli altri stati facciano un po' fatica a fidarsi di noi. Allora, la mia domanda è, secondo lei, se condivide questa mia analisi e che cosa potremmo mettere, diciamo, sul tavolo delle trattative per ottenere di nuovo la credibilità che ci porterebbe a dei compromessi sicuramente, ma a vantaggio un po' nostro. Lo capisco. Il problema è che questo è il nostro discorso del nostro debito pubblico e quant'altro, questo fardello che effettivamente non siamo riusciti ad abbassare in maniera fondamentale, è una cosa che viene ovviamente da molto lontano e ovviamente in qualche modo ci ha marcato, in qualche maniera, anzi marchiato in qualche maniera agli occhi dei paesi più virtuosi. Poi potremo anche discuterne come Germania, Olanda e quant'altro, che hanno, non so, il 46% di debito rispetto al PIL contro i nostri 130 che poi andrà rapidamente verso un 150 e quant'altro. Io dico questo, che noi possiamo guadagnare credibilità lavorando in Europa, quindi non mettendosi in scontro con l'Europa, ma lavorando dentro l'Europa. Io vi faccio un esempio che c'entra fino a un certo punto, ma qualche tempo fa ci fu una battaglia europea importantissima sulle nuove regole del credito deteriorato nella pancia delle nostre banche. Le nostre banche avevano accumulato un credito deteriorato molto importante. In Europa, nella BCE, la NUI aveva iniziato a intervenire in maniera molto drastica su questo credito deteriorato. Qual è il problema? Che altri paesi con meno credito deteriorato non avrebbero avuto problemi. Per noi sarebbe stato un problema enorme. Cosa è successo? Dentro l'Unione Europea, con l'apporto dell'ABI, Confindustria e tutti quanti, e soprattutto con l'attuale Ministro dell'Economia, che allora era Presidente della Commissione Affari Finanziari del Parlamento, siamo riusciti a smussare questa che poteva essere veramente pesantissimo per le nostre banche. Ricordatevi sempre che qualunque cosa che colpisce le nostre banche il pomeriggio stesso colpisce le nostre aziende, perché le nostre aziende dipendono al 90% dalle nostre banche. Purtroppo. Quello è un ottimo esempio di come abbiamo lavorato dentro l'Europa e siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Dobbiamo farlo anche questa volta, trovando un compromesso più che accettabile. La strada è buona. Ferretti, allora lei ha iniziato dicendo, vedo anche con l'accordo di Pipitone, che noi dobbiamo rimanere con l'Europa, dobbiamo rimanere uniti, perché con l'Europa ne usciremo dal momento difficile. Marco Schesaro, il sindaco di Cadore, invece con l'Europa è arrabbiato, tant'è che ha legato la bandiera e l'ha chiusa proprio nel suo comune, tant'è che ha anche avuto un po' di problemi da parte dell'opposizione, perché nel chiudere la bandiera, che è una bandiera istituzionale, ha fatto arrabbiare l'opposizione in quel di Cadone. E invece il buon Marco Schesaro ha chiuso e ha detto: io con l'Europa sono arrabbiato perché per il momento ci sta trattando male. È giusto, Marco, quello che sto dicendo? Sì, è vero, io saluto e apprezzo anche l'economista Ferretti per una certa coerenza di sintassi con la quale espone, buonasera a lei, che espone naturalmente il suo europeismo, che peraltro è il mio, solo che io probabilmente, a differenza sua, sono un po' deluso da come sta trattando l'Italia e l'Europa, perché noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Noi siamo un paese fondatore, siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo più di 2.000 miliardi di risparmio privato, abbiamo monumenti inestimabili e ineguagliabili al mondo, abbiamo tutto in Italia. Il concetto è tutto vero, però manca... Cosa manca? La credibilità. Ma la credibilità delle persone la fanno i nostri politici che sono a Roma, non gli italiani, che è un'altra cosa. E tutto quello che è stato detto adesso, giustamente... I politici rappresentano gli italiani. Ma questo lo dice lei. No, così, questo lo dice lei. E gran parte dei politici sono mandati là dai partiti.
intanto, non dagli italiani, dai partiti, capi, che è un'altra cosa. Dai capi partiti. Dai capi partiti, dopo gli unici che sono eletti dal popolo sono i sindaci, il resto sono eletti tutti dai partiti. I consiglieri comunali, i consiglieri regionali. Sì, certo, parlo degli amministratori locali, quindi io quando sento parlare di Sure, quindi tutte queste cose qua, BEI, BTP, tutte queste cose bellissime, importantissime, ma domani mattina la gente che deve pagare le imposte non può aspettare 4-8 settimane di dialoghi in Europa e l'Italia si sente dire di no dall'Olanda e dalla Merkel e sì dalla Francia prima e gli Eurobond, tutte queste cose qua. Cioè, avete capito? Noi non possiamo aspettare settimane e mesi per poter avere una risposta. Noi stiamo parlando di miliardi come se fossero caramelle, ma la cassa integrazione molti non l'hanno avuta, i 600 euro molti non li hanno avuti, i soldi in banca alle imprese molti non li hanno avute. E c'entra l'Europa in questo? Certo, perché tutti noi siamo lì e stiamo guardando all'Europa come l'oracolo, come Socrate guardava l'oracolo di Delfi, e però non arriva risposta. Ma noi non dobbiamo andare là in Europa a chiedere, perché noi l'Europa l'abbiamo fondata. Noi abbiamo firmato i patti nel 1957, noi siamo tra i 6 stati che quell'Europa là l'hanno fondata e ci hanno messo miliardi di euro all'interno di quell'Europa là. E io oggi non posso immaginare che i nostri politici, il governo, e fa bene andare in Europa a battere pugno, ma non con il cappello in mano. Quindi o l'Europa segue l'Italia, ma se l'Europa vuole far morire l'Italia, muoia Sansone e tutti i filistei. E questo io sto dicendo. Quindi quando io metto le due corde, politica ed economica, alla bandiera d'Europa, non è che io sono anti-europeista, forse sono più europeista di quelli che si conformano al sistema europeo. Questo è il mio concetto. Abbiamo fatto società con un concorrente che è la Germania, noi entriamo da europeisti e facciamo società perché ci crediamo. La Germania ha fatto società con noi e ci sta fregando. Quindi mettiamo subito le pedine in tavola, mettiamo tutte le carte in tavola, o ci parliamo da signori con tutte le carte in tavola, e se andiamo in Europa per farci prendere in giro dalla Germania e poi viene qua e compra le nostre aziende con una pipa di tabacco, no signori, a me non sta bene, perché noi siamo la seconda manifattura d'Europa. Non siamo la Francia o la Spagna. Pipitone, poi Ferretti a concludere. Pipitone. Parlo un po' come esponente di Italia Viva, visto che faccio parte di un partito che sta al governo adesso, quindi, ma innanzitutto ringrazio il professore e condivido la sua analisi, cioè non è che l'Europa è o matrigna o va tutto bene, l'Europa ha aiutato e sta aiutando tanto l'Italia perché ha acquistato, mi corregga il professore se sbaglio, mi pare ultimamente qualcosa come 200 miliardi di debito pubblico. Come faceva la Banca d'Italia prima delle come ha fatto Draghi con la quantitativistica, ha continuato anche la Lagarde nonostante abbia giustamente detto delle cose poco gradevoli. Quello che dà fastidio oggi in questa Europa è che in una situazione così drammatica che non ha niente a che vedere con i conti, con i conti dell'Italia, perché l'Italia non sempre si è dimostrata un paese molto attentibile nella gestione dei propri conti, tant'è vero che abbiamo un debito pubblico elevatissimo, dobbiamo dire le cose come stanno. Detto ciò, quello che dà fastidio, un condono come abbiamo fatto noi nel 90 i tedeschi, abbiamo condonato loro il debito, i tedeschi condonino a noi una parte del nostro debito. Abbiamo condonato, c'è stato il piano Marshall. Guardiamo il futuro, io sono così, ragazzi, pane, vino al vino, a me piacciono le cose concrete. Abbiamo condonato nel 90 il debito ai tedeschi, i tedeschi lo condonino a noi, così abbiamo fatto pari patta. Non mi pare sia stato condonato nessun debito, magari il professore può essere più chiaro. Quello che oggi serve, come diceva il professore, che io condivido, è avere che noi fuori dall'Europa non riusciamo a risolvere i problemi delle aziende e delle famiglie, questo è il problema. L'aiuto che chiediamo oggi all'Europa è un aiuto a medio termine, non è un aiuto domani, perché già oggi, quello diceva il professore, il governo l'ha già messo in campo, la prossima settimana, l'ha già detto Baretta, fra 15 giorni, un mese al massimo arriveranno i 600 euro, arriveranno i finanziamenti che il privato, l'artigiano, l'azienda potrà prendere dalle banche, perché è un impegno del governo, i mutui sono stati bloccati, sono state rinviate le tasse, si sta facendo quello che si può fare nel giro di un mese e mezzo di dramma che è arrivato, voglio dire, bisogna che lo capiamo questo, e fa bene Conte oggi a chiedere
qualcosa in più all'Europa. L'Europa innanzitutto ci ha messo 100 miliardi di euro per aiutare anche la cassa integrazione, 100 miliardi, non sono 4 lire. Ha messo i soldi a disposizione di questo meccanismo che si chiama MES di aiuto di finanziamento europeo, che non è come la Grecia, perché riguarderebbe solo la parte della sanità senza condizioni, quindi non è che ti danno i soldi con le condizioni, dicono no, mi devi abbassare, togliere le pensioni, eccetera. E per concludere significa che noi non dobbiamo farci intimidire, sono d'accordo con te, né dalla Germania e né dall'Olanda, però non dobbiamo nemmeno pensare che andiamo là a spaccare tutto, perché si discute, questa volta è una situazione che non si è mai vista, di dramma, che colpisce tra l'altro tutti gli altri paesi, esattamente come noi, l'economia è ferma dovunque, la Germania l'ha lasciata un po' accesa, la Francia pure un po', anche noi in Veneto c'è il 50% di aziende che oggi comunque lavorano, per fortuna nel bene o nel male. Quindi voglio dire, si lavora all'interno dell'Europa con la dignità e la forza che un paese importante deve avere. Andrea Ferretti, a concludere questo collegamento e ringraziando ovviamente, io ritorno però nel ragionamento iniziale, perché ovviamente il dramma è un dramma ad altissimo livello ed è un dramma che è successo in poco tempo, come ha detto giustamente Pipitone, anche Schiesaro, quindi è capitato dall'oggi al domani, quindi eravamo un po' tutti impreparati. Oggi, con tutto quello che sta facendo il governo, con tutto quello che dite che sta facendo l'Europa, e mi auguro sia vero, io non sono un profondo conoscitore dell'economia europea, quindi ascolto quello che mi state dicendo. Io invece conosco bene le banche italiane e io mi auguro Andrea Ferretti, e ritorno su questo tema, perché è un tema che per me, sono sicuro, non so perché ho questo sentore, che fra un paio di settimane ritornerà, e ritorneranno gli imprenditori che andranno alle banche, avranno dei problemi di burocrazia, le banche non gli daranno quello, le banche si terranno la percentuale e via discorrendo. Io ho questo terrore, Andrea Ferretti, tutto quello che avete detto voi è tutto bello, ma io ho il terrore che domani non sarà così, mi convinca che ho torto, ma credo che domani le banche inizieranno una di quelle situazioni che già non le dico, per prestare i 100.000 all'azienda importante, verificano, non verificano e non te li do, e la burocrazia, e quello da 25, te ne do 5 di meno perché 5 sono di più e non mi fido. Ho questo terrore, Andrea Ferretti, banale, semplice, ma è quello che voi parlate tutti di miliardi, ma domani l'artigiano, l'imprenditore va a chiedere 10.000 euro e la banca gli dirà no, te ne do 7.000. Ha capito questo? Quando quei soldi sono garantiti dallo Stato. Questo è quello che mi preoccupa, caro Ferretti. Lei è fiducioso delle banche, io invece vorrei che fosse come dice lei. Io capisco la sua posizione. Guardi, io effettivamente sono più fiducioso perché ho seguito questo discorso anche a livello bancario abbastanza da vicino. Sicuramente un po' di burocrazia c'è, ma c'è la massima attenzione delle banche e anche della loro associazione, dell'ABI, nel fare in modo che questi soldi arrivino al più presto alle aziende. Non ci saranno, però certo, ci sono delle regole da rispettare, ma sono molto più blande rispetto a una situazione normale. Secondo me le banche faranno effettivamente il possibile per far arrivare questi soldi alle imprese. Ecco, a completare il mio ragionamento è questo, non l'ho preparato, però Conte la prima volta, quando ha fatto questo decreto di 400 miliardi, ha detto e insistito televisivamente, ricordo benissimo, ricorderà anche lei, questi soldi sono a garanzia dello Stato, quindi le banche ve li daranno rapidamente. L'ultimo decreto, l'altro giorno, ha detto sì, però potrebbe esserci qualche tempo più lungo perché la burocrazia ha cambiato anche lui, basta rivedere le interviste che ha fatto, versione con ecco il dubbio dove mi viene, che siamo e ritorniamo a fare le cose all'italiana, e questo mi fa arrabbiare. Direttore, però questo non è un problema delle banche, e questo è un problema di come è stato fatto il decreto, perché se tu il decreto l'hai congegnato in una certa maniera, anche abbastanza regolare, con un intervento della SACE e quant'altro, l'hai scalettato la garanzia che in certi casi è del 70%, dell'80%, del 90% o del 100%, è evidente che un minimo di burocrazia c'è. Però si sta cercando di limitarla al più possibile. Per la prima fascia, quella dei 25.000 euro volanti, quelli veramente ritengo che in pochi giorni,
controllando solo un'autocertificazione e che venga rispettato il limite di fatturato, quelli gli vengono dati subito. Sugli altri, ovviamente, quando c'è un intervento della SACE che copre solo il 70% per le aziende più grandi, è chiaro che la banca un minimo di istruttoria lo dovrà fare, però verrà veramente contenuto al massimo, al possibile, in maniera da far arrivare questi soldi il più presto possibile alle imprese. Perfetto. Questo è il gioco. Grazie. Guardate che questi sono soldi che vengono dalla BCE a tasso negativo, per cui saranno girati a interesse minimo alle aziende. Ma anche questo, in noti a parte, è fissato nel decreto. Grazie. Quindi, voglio dire, un minimo di burocrazia c'è, ma è un minimo di burocrazia che c'è nel decreto e forse non si poteva fare diversamente. Grazie Andrea Ferretti, economista e docente del corso di economia delle imprese familiari dell'Università di Verona. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.